Ben ritrovati dalla redazione. Fuga di monossido di carbonio senza gravi conseguenze ieri prima delle 17 in uno stabile di via Latina, angolo via del Torre a Romans di Sonzo. L'episodio ha fatto comunque scattare l'evacuazione di molti abitanti del palazzo, invitati a lasciare i loro alloggi per motivi precauzionali. In via precauzionale inoltre sono state portate all'ospedale per accertamenti 3 residenti che mostravano segni di una leggera intossicazione. Tragedia a Muggia, in via Gabriele D'Annunzio, dove nella tarda serata di sabato è stato trovato morto nell'interno della sua abitazione un giovane di 37 anni. La chiamata è giunta al 112 dopo che i familiari non avevano sue notizie da un paio di giorni. Sul posto i carabinieri della tenenza di Muggia, assieme a personale dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, che da quanto si è appreso potrebbe essere avvenuto proprio fra il 23 e il 24 di gennaio. In occasione degli incontri bilaterali tra Italia e il Regno dell'Arabia Saudita, Fincantieri ha reso noto in un comunicato di aver firmato una serie Memorandum of Understanding a conferma dell'interesse dell'azienda per la regione dopo la costituzione nel 2024 della società controllata Fincantieri Arabia for Naval Services. Si tratterebbe, secondo quanto si è preso, di intese in almeno 2 settori: cantieristica civile e sviluppo della cyber security nelle sue applicazioni navali. Uno dei gruppi con i quali sono stati siglati accordi, come ha reso noto lo stesso AD di Fincantieri per Roberto Folgero, e il CAUST, centro di ricerca e di fatto facoltà di ingegneria e tecnologia. Sport calcio, la Triestina si fa sfuggire 3 punti che sembravano ormai in tasca in una partita cruciale come lo scontro diretto con il Lecco. La prodezza del Tandem D'Urso Correia nel primo tempo non è bastata a portare a casa una vittoria che sarebbe stata preziosissima. L'Unione si è fatta raggiungere dal Lecco nel finale di un match costruito su una prima frazione giocata dagli alabardati con grande equilibrio. Basket, Trieste lascia al Forum di Assago 2 punti che per larghi tratti della gara erano sembrati alla sua portata. La formazione di Christian paga gli errori banali e le forzature di 40 minuti nei quali, eccezion fatta per gli sprazzi di Brown, Valentine e Ross, non ha trovato alternative in grado di incidere sul match. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Cielo coperto al mattino, in montagna precipitazioni deboli o moderate con quota neve in genere oltre 1200 metri circa. Dal pomeriggio piogge diffuse deboli e moderate che si intensificheranno in serata, specie sulle prealpi e alta pianura sulla costa. Inizierà a soffiare scirocco. Uno sguardo anche alle temperature: minime fra 6 e 8, le massime fra 9 e 11 in pianura, sulla costa minime fra 8 e 10, le massime fra 11 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.